Domani la visita in carcere del console italiano all'hostess di Resana arrestati in Arabia Saudita. Del caso si sta interessando il parlamentare trevigiano Coin, che dice si è trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato. Nel 2010 emerse che il ponte era a rischio crollo, non dissi nulla del mio grande rammarico, lo ha detto Gianni Mion, ex AD della holding dei Benetton, edizione al processo per il crollo del ponte Morandi. Scontro frontale tra un'auto ed un furgone, a perdere la vita la scorsa notte un 24enne, la tragedia in tangenziale tra Verona e Villafranca. Truffa del superbonus, nuovo sequestro della Guardia di Finanza sul consorzio trevigiano che avrebbe raggirato centinaia di clienti in tutto il nord Italia, sequestrati altri 27 milioni di euro. Appena eletta ha già rassegnato le dimissioni da consigliera comunale a San Stino di Livenza, travolta dalle polemiche dopo la foto che la ritraeva mentre festeggiava il risultato con il saluto romano. Per fronteggiare i rischi del maltempo serve una semplificazione delle normative, l'appello al governo dell'assessore alla protezione civile Bottaccin nel giorno di presentazione del nuovo sistema per avvisare la popolazione. Laura Pausini donerà il cachet dei 3 concerti che terrà quest'estate in piazza San Marco a 3 comuni dell'Emilia Romagna. Ritorno sul palco dopo 4 anni, dice, voglio farlo dedicando la mia voce alla mia gente. Venezia ha rinnovato ieri il suo antico rito dello sposalizio con il mare, quest'anno il gemellaggio con Longarone ricordando i 60 anni dal disastro del Vajont. Telegiornale del Veneto, buonasera, ben ritrovati in primo piano come ogni lunedì. Prima delle notizie di oggi il nostro sondaggio. Governatore del Veneto Mario Conte dopo Zaia? È questa la domanda alla quale vi chiediamo di rispondere con una telefonata ai numeri che vedete in sovraimpressione. Come sempre il risultato del nostro sondaggio verrà trasmesso questa sera a partire dalle 21:15 nel corso di Ring. Ed ora la cronaca con la notizia dell'hostess 23enne di Resana che è stata arrestata in Arabia Saudita. Domani la visita in carcere del console italiano a Jeddah. Sarà il primo a rivederla dopo il fermo di 3 settimane fa e a sincerarsi delle sue condizioni. Si recherà in carcere domani il console italiano a Jeddah, Simone Petroni, per incontrare Ilaria De Rosa, l'hostess di Resana arrestata in Arabia Saudita agli inizi di maggio. Le autorità locali hanno concesso nelle scorse ore il permesso al console di visitare la 23enne trevigiana rinchiusa in un penitenziario nei pressi della città. Il diplomatico potrà in questo modo verificare di persona le condizioni della ragazza e ascoltare da lei il racconto di quello che è successo quella sera. Allo stesso modo il ministro degli esteri Antonio Tajani ha interessato del caso l'ambasciatore italiano a Riyadh Roberto Cantone. Pare che la ragazza al termine di una festa per il Ramadan sia salita in macchina con dei giovani tunisini, uno dei quali, stando ai controlli effettuati dalla polizia locale, aveva con sé dell'hashish. La vicenda è seguita da vicino dal deputato trevigiano Dimitri Coin, membro della Commissione Affari Esteri della Camera. Ho già preso contatti in via informale e allo stesso tempo anche riservata con la Farnesina dei giorni scorsi, dove appunto di questo caso si stanno interessando, però le informazioni che ci sono o comunque poche, e comunque che quelle poche sono abbastanza riservate data la delicatezza. Il caso ha diversi aspetti ancora da chiarire, il principale dei quali è la responsabilità diretta o meno dell'hostess di Resana rispetto alle contestazioni delle autorità saudite. La sensazione mia personale è che davvero possa trattarsi di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Stiamo parlando comunque di una persona, una professionista che è formata per girare per il mondo e anche per andare in paesi come questo dove le regole sono completamente diverse dalle nostre. È probabile davvero che si tratti appunto di una situazione dove si sia trovata e sia estranea ai fatti che sembra vengano contestati, perché per il momento, da quel che so io, non ci sono contestazioni ufficiali. A Castelminio di Resana e Bedelago, familiari e parenti di Ilaria rimangono in silenziosa attesa. I vicini di casa sperano di rivederla presto. Spero almeno, perché da come la conosco penso che è una brava persona. Il sindaco Stefano Bosa è in contatto costante con Marisa, la mamma di Ilaria, e ribadisce la convinzione che la ragazza sia vittima di un equivoco. Lei probabilmente è entrata in questo gruppo di amici che
ma sentendo che la mamma e la sorella magari non c'entra nulla. Ed ora parliamo del crollo del ponte Morandi con un colpo di scena. Al processo in corso emerse che il ponte aveva un difetto originario di progettazione che era a rischio crollo. Chiesi se ci fosse qualcuno che certificasse la sicurezza. Riccardo Mollo mi disse: ce lo autocertifichiamo. Non dissi nulla, mi preoccupai, era semplice, o si chiudeva o te lo certificava un esterno. Non ho fatto nulla ed è il mio grande rammarico. Queste le parole di Gianni Mion, ex AD della holding dei Benetton Edizione, ex consigliere di amministrazione di Aspi e della sua controllante Atlantia, al processo per il crollo del ponte Morandi. Mion lo ha detto riferendosi ad una riunione del 2010, ovvero 8 anni prima del crollo, a cui parteciparono la D di Aspi, Giovanni Castellucci, il direttore generale Riccardo Mollo e poi Gilberto Benetton, il collegio sindacale di Atlantia e, secondo il ricordo del manager, tecnici e dirigenti di Spea. Dopo queste frasi, l'avvocato Giorgio Perroni, che difende l'ex direttore del primo tronco di Autostrade, Riccardo Rigacci, ha chiesto di sospendere l'esame di Gianni Mion e di indagarlo. Rigacci è indagato insieme ad altre 58 persone. Cronaca, scontro frontale tra un'auto ed un furgone a perdere la vita la scorsa notte, un 24enne, la tragedia accaduta lungo la tangenziale tra Verona e Villafranca. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e coadiuvato le operazioni dei sanitari che hanno a lungo rianimato il conducente dell'auto. Nonostante i soccorsi, purtroppo il medico non ha potuto far altro che dichiarare la morte del giovane. Il conducente del furgone è rimasto ferito. La polizia stradale e i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Ed è morto a 15 giorni di distanza dall'incidente nel quale era rimasto coinvolto. Si è spento all'ospedale di Vicenza l'anziano ciclista di Monticello Conte 8, scaraventato a terra da un'auto. L'incidente accade a Due Ville. Non ce l'ha fatta Emilio Casarotto, il pensionato travolto da un SUV a Povolaro, nel comune di Due Ville, 15 giorni fa. L'uomo di 85 anni è morto dopo 2 settimane di agonia all'ospedale San Bortolo di Vicenza per la gravità dei traumi riportati nel grave incidente mentre viaggiava in sella alla sua bicicletta in strada Marosticana, nei pressi del cavalcaferrovia. Un'autovettura Land Rover, viaggiando nelle prime ore della mattinata sulla provinciale 248 nella stessa direzione verso Sandrigo, aveva urtato lateralmente l'anziano ciclista, scaraventandolo violentemente a terra. L'uomo, classe 1937, era residente a Monticello Conte 8. Ed un altro incidente questa mattina, poco dopo le 9, lungo l'autostrada A4 tra lo svincolo di Spinea e l'allacciamento della tangenziale di Mestre in direzione Padova, coinvolte 2 auto e un furgone. Un automobilista è rimasto ferito. Sul posto i vigili del fuoco di Mira che hanno messo in sicurezza i veicoli, inevitabili i disagi alla circolazione. Truffa del superbonus 110%, nuovo sequestro nell'ambito dell'indagine della Guardia di Finanza di Treviso. È un'indagine che noi abbiamo soprannominato Zero Pensieri, perché era molto semplice per gli attori principali di questa indagine frodare sia il fisco, truffando appunto l'erario, sia i clienti. Truffa del superbonus 110% con clienti beffati dopo aver visto il proprio cassetto fiscale svuotato per lavori edili che in molti casi non sono nemmeno iniziati. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Treviso hanno eseguito una nuova serie di sequestri: 25 milioni di euro di crediti d'imposta e altri 2 milioni in beni immobili, auto, titoli e denaro contante che erano nella disponibilità dei 5 indagati di una società collegata al consorzio con sede nella Destra Piave. Le indagini erano state innescate dalle denunce di circa 300 committenti residenti in tutto il nord Italia: Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte. Il cliente firmava il contratto col consorzio e il consorzio attestava subito dopo, all'indomani di aver eseguito il 30% dei lavori, cosa che ovviamente era impossibile. In questo modo si generava un credito
un credito fiscale che il consorzio poteva poi utilizzare per spenderlo presso le banche, le poste e gli altri intermediari finanziari. Dopo i sequestri della scorsa estate, le indagini sono proseguite ed hanno portato le Fiamme Gialle a denunciare altri 3 professionisti, un direttore dei lavori e 2 asseveratori, per avere falsamente certificato l'avvenuta esecuzione o la congruità delle opere oggetto dell'agevolazione. Il consorzio e le altre 4 società coinvolte invece sono stati segnalati per violazioni alla normativa relativa alla responsabilità amministrativa da reato degli enti. Resta il problema dei clienti raggirati che si trovano con i cassetti fiscali svuotati, i lavori non fatti o lasciati a metà e il rischio dell'ulteriore beffa delle cartelle esattoriali. Il Consiglio è, anche a seguito di una circolare dell'Agenzia delle Entrate dell'anno scorso, del fine 2022, da parte dei clienti, di comunque presentare denuncia alle autorità per garantirsi e quindi per evitare conseguenze peggiori. Oltre a questo, chi ovviamente ha avuto dei problemi perché purtroppo ci sono alcune persone che non hanno la caldaia o non hanno le finestre o quant'altro, ecco, c'è sempre lo strumento dell'azione civile o penale per preservare i propri interessi. Appena eletta ha già rassegnato le dimissioni da consigliera comunale a San Stino di Livenza. Laura Motta lascia la carica dopo una settimana di polemiche seguite ad una foto scattata assieme ad altri candidati davanti al municipio, foto nella quale festeggiava alzando un braccio in quello che appariva come un saluto romano. Lo stesso neo sindaco Gianluca De Stefani aveva sostanzialmente sollecitato il gesto di dimissioni, che ora è arrivato a 7 giorni dalla fotografia e prima della prima seduta del Consiglio Comunale. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio risponde all'appello del mondo del turismo veneto, preoccupato per gli effetti della riforma Cartabia per chi delinque nei confronti degli stranieri, spesso impossibilitati a presentare denuncia. Il borseggio in vaporetto della ministra della Cultura del Brasile la scorsa settimana a Venezia è solo l'ultimo degli episodi che stanno mettendo in evidenza i problemi della legge Cartabia di riforma della giustizia, problemi che stanno preoccupando soprattutto gli operatori del turismo, prima voce dell'economia veneta, visto che sono proprio i turisti stranieri coloro che facilmente non riescono a presentare querela perché magari in partenza e poi a presenziare al processo. Questo finisce per rendere la vita facile ai delinquenti, spesso vanificando il lavoro delle forze dell'ordine. Marco Michielli, presidente di Confturismo Veneto, si è appellato al ministro Nordio, che così risponde. Il primo atto del nostro governo è proprio praticamente nella prima udienza del Consiglio dei Ministri dove ero presente io, è stato di presentare la modifica di questa riforma che aveva prodotto queste situazioni abbastanza paradossali. Poi si tratta di intervenire su alcune forme del codice di procedura penale che non possono essere rimodulate con un semplice decreto legge, ma richiedono una revisione più totale. Altro fronte che vede impegnato il Ministero della Giustizia è quello fortemente caldeggiato dai sindaci dell'ANCI della deresponsabilizzazione penale dei pubblici amministratori. Cioè per la limitazione delle indagini penali nei loro confronti attraverso la rimodulazione dei reati che li riguardano. È vero peraltro che la professione di sindaco e di pubblico amministratore in genere è molto mal retribuita e rispetto ai rischi che fa correre a chi la ricopre dovrebbe essere completamente rivista. Per fronteggiare i danni e i rischi dal maltempo serve una semplificazione delle normative. L'appello al governo e dell'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin nel giorno in cui presenta un nuovo sistema per avvisare la popolazione delle criticità del maltempo. L'ostacolo che noi incontriamo è quello delle normative che sono complicatissime e quindi per realizzare le opere di difesa del suolo, che secondo me dovrebbero avere la priorità assoluta perché servono per salvare vite umane, invece le normative sono complicatissime e ci vogliono anni e anni per farsi approvare i progetti e per realizzare poi le opere. Di ritorno dall'Emilia Romagna, dove anche la Protezione Civile del Veneto sta dando il suo contributo nelle zone maggiormente colpite, l'assessore Bottacin mette in evidenza le difficoltà con cui ci si deve scontrare a causa delle normative in vigore e lancia un messaggio al governo. Io credo sia necessaria una semplificazione normativa.
D'altro canto siamo il paese in cui dopo il crollo del ponte Morandi il governo ha dovuto fare un decreto che diceva che si andava in deroga a tutte le leggi dello Stato. Allora io credo sia giunto il momento che le leggi dello Stato debbano essere cambiate se vogliamo salvaguardare la vita umana prima di tutto il resto, altrimenti stiamo salvaguardando qualcos'altro ma non la vita umana, e questo bisogna avere il coraggio di dirlo. Sottolineo che sono norme di legge statale, perché la Costituzione prevede che in materia ambientale solo lo Stato possa legiferare. Noi ci abbiamo provato nel 2016 come Regione con una norma di semplificazione regionale, il governo ci impugnò la legge e la Corte Costituzionale disse che aveva ragione il governo, perché solo lo Stato può intervenire in questa materia con la semplificazione. Per cui io mi auguro che il governo intervenga, ma ho sentito dichiarazioni di diversi ministri che vanno in questa direzione, quindi mi auguro che questo accadrà nel più breve tempo possibile. Intanto la Regione Veneto avvia una nuova comunicazione nel sito della Protezione Civile e sui social per avvisare la cittadinanza in caso di criticità. L'infografica è semplificata in maniera tale che chiunque possa velocissimamente capire qual è la situazione di allerta sul proprio territorio, se ci sono allerte oppure se non ci sono allerte, in particolare per quanto riguarda il rischio idraulico, il rischio idrogeologico e il rischio idrogeologico per temporali. È importante perché ognuno possa operare conseguentemente, attuare le attività di protezione civile previste nei piani di protezione civile, ma anche il cittadino mettersi in sicurezza, attuare le norme di autoprotezione. Linea alla regia, ora per qualche istante di pubblicità, tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. È rientrata ieri la squadra veneta della Croce Rossa, impegnata ad aiutare le popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna. Prima a Forlì per 2 giorni, poi a Conselice, il comune tra i più colpiti dall'alluvione in Emilia. La squadra veneta della Croce Rossa è appena tornata dopo una settimana di lavoro senza sosta per portare soccorso e aiuti alle popolazioni. Tra di loro Manuel Levorato del Comitato di Padova, infermiere e operatore specializzato nel salvataggio in acqua. Nei primi giorni la corrente era molto molto forte, noi siamo dotati di gommone rafting, da raft, e abbiamo prestato soccorso di tutti i tipi, sia dal punto di vista sanitario, quindi il classico 112/118, ma con la difficoltà di dover soccorrere con 1 metro, 1,5 metri d'acqua, quindi portare via anche i pazienti, a portare i pasti perché non c'è luce. Niente corrente né acqua potabile per chi resta in casa. La Croce Rossa porta cibo, medicinali e presta soccorso arrivando nelle abitazioni a bordo dei gommoni. Un lavoro senza sosta in collaborazione con le squadre che arrivano da tutta Italia grazie ad una solidarietà incredibile. Le persone sono di una dignità incredibile, sereni nella loro drammaticità. Ok, ci ringraziano al nostro passaggio e noi ce la mettiamo tutta. Laura Pausini donerà il cachet dei 3 concerti che farà a Venezia il 30 giugno, il 1 luglio e il 2 di luglio a 3 comuni dell'Emilia Romagna messi in ginocchio dall'alluvione: Solarolo, dove è cresciuta, Castel Bolognese, dove vivono i genitori, e Faenza, dove è nata e vive la sorella. Ritorno sul palco dopo 4 anni e voglio farlo dedicando la mia voce alla mia gente, ha scritto sui social. La Romagna è in fiore anche in mezzo al fango, si legge ancora. Chi non può raggiungerla come me si sente impotente ma non molla e cerca tutti i modi possibili per aiutare. Ancora a Padova ora, l'Alto Commissariato dei diritti umani ONU chiede di fermare lo sfratto di una famiglia, ma il giudice dà ragione al proprietario. Scontro tra comune e associazioni per la casa. Ho sempre lavorato, sono da 23 anni a Padova, ho sempre lavorato, ho tutte le carte dell'Agenzia delle Entrate. Perciò non ho nulla da nascondere. È il comune che non so cosa vuole fare. Questo è il problema. Lei è anche un bambino di 12 anni, che cosa gli ha detto questa mattina? Cosa gli ha detto questa mattina? Niente, ho accompagnato a scuola. A lui non deve sapere niente.
Dopo 4 ore di trattativa, Vincenzo Sinagra riempie le valigie che aveva preparato sull'uscio e con la moglie lascia la casa nella quale non riusciva più a sostenere l'affitto dal 2020. I volontari delle associazioni inquilini e Katai in aiuto a portare gli scatoloni. A nulla è valsa la nota dell'Alto Commissariato dei diritti umani dell'ONU di sospendere lo sfratto per evitare, si legge, danni irreparabili derivanti dalla violazione dei diritti umani. Ha chiesto l'ONU all'Italia di sospendere lo sfratto e o di assegnare un'abitazione alternativa adeguata, che non è la Casa Colori, perché la Casa Colori è una stanza precaria, costosa. Abitazione alternativa adeguata, quello che stiamo cercando di far capire anche a questa amministrazione comunale. 3 gradi di giudizio condannano Vincenzo a lasciare l'abitazione. Katai, associazioni inquilini e sportello sociale di via Baiardi sono scesi in campo per aiutare questa famiglia. Per loro la sistemazione sarà Casa a Colori, in attesa che la famiglia scali la graduatoria dell'Ater. Le case ci sono, le case sono abbandonate, chiuse, senza manutenzione. Le case comunali e le case Ater, che poi vengono anche vendute. Questa è un'ingiustizia. È la 6ª esecuzione di sfratto in 3 anni, oltre 25.000 euro le spese sostenute dalla proprietà per rientrare in possesso della casa. A presidiare via Barzizza 2 camionette della polizia, diversi agenti. Si teme lo scontro che alla fine non ci sarà. 2 i medici che visitano Vincenzo. Nel frattempo la sua causa si allarga. Un altro inquilino della via accanto si aggiunge. Lui e la compagna sono la 3ª ingiunzione di sfratto. Noi dormiremo in macchina. A rappresentare il proprietario di casa, il signor Matteo Schiavon. Non chiederemo gli arretrati alla famiglia, dice, ma dopo tanti anni vogliamo rientrare in possesso della nostra proprietà. È sempre stato detto, sia lui che il suo avvocato che alle parti, che non avremmo mai assolutamente richiesto le cose perché non ha veramente senso. Ecco, però l'unica cosa è la liberazione dell'immobile, insomma, che rientra in proprietà dopo tanto. Si è rinnovato ieri nel giorno della festa dell'Ascensione l'antico rito dello sposalizio di Venezia con il mare che risale ai tempi dei dogi della Serenissima, molti significati della giornata ed un abbraccio ideale con l'Emilia-Romagna. Venezia ha rinnovato domenica il suo antico rito dello sposalizio con il mare. Il sindaco Luigi Brugnano, a bordo della Serenissima insieme al patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia e al sindaco di Longarone Roberto Padrin, ha lanciato in acqua l'anello come segno di legame indissolubile tra Venezia e le sue acque. Quest'anno Venezia si è gemellata appunto con Longarone, ricordando in particolare i 60 anni del disastro del Vajont che ricorreranno il prossimo ottobre. A Longarone è stato consegnato l'anello dogale di ritorno da Odessa che l'aveva tenuto in custodia lo scorso anno. È un grande onore avere qui tutta la comunità del Cadore, pensare a quello che possiamo fare, quello che abbiamo subito noi e come possiamo aiutare le popolazioni che adesso sono in questo momento veramente drammaticamente colpite proprio dalle inondazioni, penso all'Emilia Romagna, alle Marche. La giornata ha visto anche la disputa delle regate, i mercatini, il corteo acqueo ad accompagnare la Serenissima con i volatori. Il ringraziamento a Venezia da parte del primo cittadino di Longarone. Attraverso la grandissima opera degli zattieri, i tronchi su cui poggia questa città sono partiti proprio gran parte dalle nostre montagne, quindi oggi un po' risuggelliamo quel rapporto di strettissimo legame che abbiamo tra queste comunità. Poi la messa solenne, nel giorno della festa liturgica dell'Ascensione, celebrata nella chiesa di San Nicolò del Lido, con il messaggio del patriarca. Noi oggi assistiamo al dramma che una regione vicina alla nostra, l'Emilia-Romagna, sta vivendo proprio nel rapporto con le acque. Quest'anno ricorderemo i 60 anni di un evento tragico legato alla diga del Vajont. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Alta pressione sul nostro territorio, tempo sostanzialmente buono. Vediamo il dettaglio di martedì 23 maggio.
Sul Veneto sarà soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Tra il pomeriggio e la sera nuvolosità in aumento sui monti e non sono esclusi dei temporali, possibili poi fin verso le pianure limitrofe. Temperature con contenute variazioni di carattere locale, minime tra 12 e 16 gradi, massime invece tra i 23 e i 29 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole, cielo in prevalenza poco nuvoloso. In montagna maggiore variabilità con possibili rovesci sparsi. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà inizialmente soleggiato. In giornata poi possibilità di locali rovesci temporaleschi. Temperature minime intorno ai 14 gradi, massime sui 28 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Ad accogliervi sarà Conegliano,